fatto oggi l'AIS torna, è ritornato a trovarsi in presenza, come si usa dire, pur mantenendo questi collegamenti virtuali che diventano sempre più efficaci, perché oggi questa assemblea era anche collegata con un'ampia platea dislocata in giro per il Veneto, e quindi ci diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti che man mano andrete a trovare sul territorio, quindi si riparte. Oggi si riparte ufficialmente, ma invito tutti i colleghi soci a seguire le attività che mano a mano le delegazioni stanno rimettendo a punto. È un periodo estivo, insomma molti di noi magari sono impegnati o per le vacanze o speriamo non per motivi di lavoro, è anche un periodo in cui c'è la possibilità di poter attivare delle iniziative assolutamente in linea con quelle che sono le indicazioni rispetto alla sicurezza sulla presenza di più persone. Quindi in tutte le delegazioni oggi stanno nascendo visite in aziende che non vedono l'ora di riceverci, con piccoli gruppi adeguatamente accompagnati, con tutti i dispositivi. Direi che insomma sono piccoli passi che ci aiuteranno ad avvicinarci a questo settembre in piena forma. Da questo punto di vista vorrei che il messaggio fosse assolutamente positivo. Il mio invito insomma è quello, il mio invito ai soci è proprio quello, insomma, è l'idea che si possa ripartire assolutamente in sicurezza e tornare a fare quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa.